Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi martedì 5 aprile. Arriva Veneto ha attivato ieri una nuova fermata alla stazione ferroviaria di Mestre. Inoltre si stanno cercando percorsi alternativi degli autobus nel caso di incidenti automobilistici lungo la strada statale 309 Romea. Si tratta di risultati frutto del dialogo che si sta instaurando tra il comune di Chioggia, la città metropolitana di Venezia e l'azienda Arriva Veneto. Queste realtà hanno lavorato nelle ultime settimane in sinergia per cercare e trovare soluzioni adeguate per rispondere alle esigenze dell'utenza. È un primo passo importantissimo per i chioggiotti, spiega il sindaco Mauro Armelao, e anche per i turisti. All'inizio del mio mandato, infatti, ribadisce, ho subito segnalato all'ente gestore del servizio di trasporto pubblico l'urgenza di istituire una nuova fermata sul piazzale esterno della stazione dei treni di Mestre, piazzale Favretti, comoda a chi scende dal treno o da altri servizi di trasporto presenti in stazione e direttamente accessibile dal binario 1 della stazione, senza più dover percorrere a piedi le rampe del vicino cavalcavia o il sottopasso ciclopedonale verso Marghera. Ora, conclude il sindaco, si sta attendendo la definizione dei percorsi alternativi in caso di incidente sulla Romea, in modo che studenti e pendolari non debbano attendere a bordo dei bus per ore in attesa che il traffico riprenda a scorrere per giungere a destinazione. Sulla tratta Venezia-Sottomarina-Chioggia Arriva Veneto è presente dal 2018. Prima era presente a CTV. Nessuna delle due aziende aveva previsto la fermata in piazzale Favretti, all'esterno della stazione ferroviaria di Mestre. Chiunque fosse sceso dal treno a Mestre a qualsiasi ora del giorno e della notte e con qualsiasi condizione meteo, per arrivare alla fermata dei bus sulla rampa doveva quindi percorrere il noto tratto di strada. Ora ciò non servirà più, la fermata è stata posizionata in corrispondenza a quella della TVO. Come dice il sindaco Armelao, ciò darà una maggior sicurezza ai nostri concittadini, ai pendolari e ai turisti che necessitano del servizio bus. Quella fermata è un'assoluta novità nel percorso dei bus extraurbani. In quella posizione nessun bus che doveva arrivare a Chioggia ha mai fatto fermate. Per il sindaco Armelao, quindi, a solo 6 mesi dall'inizio della legislatura, si tratta di un ottimo risultato per la folta popolazione dei pendolari che ogni giorno deve scendere a Mestre per recarsi al lavoro. Inoltre dal 2018, cioè da quando il percorso extraurbano è stato affidato ad Arriva Veneto, la città metropolitana di Venezia non ha mai autorizzato i percorsi alternativi alla strada statale 309 Romea in caso di incidente lungo la stessa. Ma ciò che è da sottolineare è che nessuno aveva neppure mai avanzato richieste in tal senso. Eppure con ACTV i tre percorsi alternativi in caso di incidente c'erano. Ora la richiesta è stata fatta dal sindaco Armelao e a breve gli stessi dovrebbero essere pronti. Si tratta di risultati importanti per i lavoratori pendolari che si trovano ad affrontare la Romea quotidianamente a bordo degli autobus. Risultati ottenuti dopo incontri tra l'ente e le aziende interessate, incontri fortemente voluti dal sindaco che non vuole smentire il claim che ha contraddistinto la sua candidatura, il sindaco tra la gente.
E questo è il nostro staff di Pasta Mia. Benvenuti alla Pasta Mia, grazie, venite che vi In aspettiamo. tantissimi vi Vi aspettiamo. aspettiamo. Ieri mattina nella sala del Consiglio Comunale si è tenuto un incontro di confronto tra due classi della scuola secondaria di primo grado Olivi e 21 ragazzi provenienti da una scuola francese. Ad accogliere i ragazzi provenienti dal paese Oltralpe il sindaco Mauro Armelao, l'assessore all'istruzione Daniele Tiozzo Brasiola e la dirigente al settore istruzione Daniela Ballarin. Le classi della scuola Olivi coinvolte nel progetto sono due classi terze, la sezione B e la sezione C, le quali sono state accompagnate in questo gemellaggio dalla coordinatrice del progetto, la professoressa Paola Rizzotti, e dalla dirigente Sandra Zennaro. Un'occasione di arricchimento per la scuola nel suo insieme, non solo per i ragazzi, che hanno vissuto positivamente questo momento. Nell'ottica di un costante adeguamento della proposta didattica, l'Istituto Comprensivo Chioggia 3, a partire dal 2019, ha avviato un gemellaggio con una scuola francese di Bordeaux, il Collège La Fontaine di Montpellier-Lagarde. Il commento della dirigente scolastica Sandro Zennaro, al fine di ampliare le competenze linguistiche dei ragazzi. Le attività di scambio sono state rallentate a causa della pandemia, ma non si sono interrotte. I mezzi usati dai ragazzi per comunicare in questi scambi sono state le lettere tradizionali, le videochiamate e tutti gli altri mezzi messi a disposizione. In questo modo gli studenti hanno potuto conoscere sistemi scolastici diversi da quello a cui sono abituati, ampliando i propri orizzonti culturali, avvicinandosi ad altre culture e mantenendo la peculiarità della propria. Il progetto Erasmus Plus pone l'accento sulle particolarità che uniscono culture diverse e su ciò che le differenzia.